Quarto giorno senza gas in centro a Maserata, la riapertura dei contatori prevista questa sera slitta ancora, chi ha dovuto sospendere l'attività pronto a intraprendere le vie legali. Retata dei vigili del consorzio Priula contro l'abbandono dei rifiuti all'ex dogana, beccati 8 ecofurbi che smaltivano l'immondizia nei contenitori riservati ai trasportatori, ci sono anche 2 ristoratori. Colpo di ladri all'alba, Postamo ha fatto saltare in aria con l'esplosivo all'ufficio postale di Mansuè, in via Pordenone, indagano i carabinieri di Conegliano. Ladri alla discoteca Havana in Fonderia Treviso, malviventi forzano una finestra, una volta all'interno del locale arraffano 4.500 euro in contanti, un computer e diversi strumenti musicali. Fondo per i risparmiatori truffati dalle banche, il governo rassicura il 1,5 miliardi annunciato c'è e verrà erogato, confermato però che sarà spalmato in un triennio. Tra i 3 provvedimenti in mano al governo spunta anche l'ipotesi di un reddito universale di 500 euro per i giovani, ma i trevigiani si dividono sul progetto. Nasce a Treviso il primo consorzio in Veneto del melograno, a sottoscriverlo i primi produttori di questo frutto fino a qualche anno fa dimenticato e ora nuovamente ambito dalle grandi catene di trasformazione. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e avete sentito e visto dei titoli, torniamo a Maserata, il nostro primo viaggio era quello di ieri, ma ci torniamo perché slitta ancora la riapertura del gas alle 1000 utenze ancora appunto chiuse, un'emergenza che forse si concluderà venerdì e quindi le attività danneggiate dall'interruzione del servizio sono pronte ad adire le vie legali. Centro di Maserata sul Piave, terzo giorno senza gas metano e non sarà purtroppo l'ultimo. L'infiltrazione d'acqua partita da un impianto privato ha interessato molti più chilometri di condotte di quanti si stimava e AP Reti Gas, la società di Ascopiave che gestisce la distribuzione del metano, fa sapere che le prime utenze saranno ripristinate non da questa sera ma da domani per terminare venerdì, quando si spera che l'emergenza sia definitivamente conclusa. Le foto delle condotte che scolano l'acqua parlano da sole, 1000 i contatori chiusi, per riaprirli via via che sarà possibile è stato già precettato personale da tutto il Veneto. Maserata intanto è un paese che resiste, niente fornelli, niente acqua calda, attività costrette a fermarsi, un bar e un panificio ancora chiusi, latteria in seria difficoltà, i giorni passano e i nervi sono ormai a fior di pelle. Ieri mi avevano detto che oggi avevo il gas in serata. Ho ottenuto il prodotto e per fortuna ho trovato un altro caseificio che me lo ha smaltito, altrimenti buttavo via tutto se aspettavo domani. Adesso sto guardando di poter anche o fare delle azioni legali, adesso parlerò anche con gli altri esercenti perché non è un danno da poco. Comunque le spese vanno avanti, la bolletta arriverà comunque con tutte quante le spese accessorie, non di consumo, ma le spese vanno avanti e secondo me ti dovevano almeno dare delle risposte. Io capisco che le famiglie possono cucinarsi la bistecca con il fornello, ma io ho provato a mettere il fornello vicino alla caldaia, ma non si scalda l'acqua e neanche non fa vapore. Chi è pesantemente colpito, chi invece riesce lo stesso a servire i clienti come al bar centrale. Col gas al campeggio che finisce questa storia per tutti i paesani di Maserata. Viale Caccianiga che resta chiuso per consentire alle 4 squadre al lavoro di proseguire la bonifica. Vigili e protezione civile riescono a far circolare in auto i residenti sfruttando la circonvallazione esterna. Chi vive solo marginalmente il disagio sopporta con pazienza. Hanno capito che le forze in campo sono notevoli, lo sforzo è massimo da parte di tutti, sia dell'impresa sia dell'amministrazione comunale con la sua struttura operativa. Quindi lo sforzo è massimo, hanno recepito che lo sforzo è massimo e quindi sopportano anche il disagio, ecco, perché sono consapevoli che è meglio di così non aspettare. Ed ora a Treviso, nella zona della dogana, con la retata contro gli abbandoni di rifiuti. Eccoli, immortalati dalle immagini delle fototrappole mentre scaricano sacchi di rifiuti di ogni tipo dentro e fuori i cassonetti della dogana di Treviso, destinati esclusivamente alla raccolta dell'immondizia degli autotrasportatori che qui sostano. Dopo mesi di indagini, gli uomini della vigilanza ambientale del consorzio Priula, in collaborazione con i carabinieri forestali di Treviso, sono riusciti a risalire a 8 ecofurbi responsabili appunto dell'illecito smaltimento. Si tratta di 6 utenze domestiche, quindi famiglie con regolari
scavalcare contratto dei rifiuti e 2 aziende del settore ristorazione che pensavano così di risparmiare sulla bolletta. L'indagine è partita 5 mesi fa dalla segnalazione di alcuni cittadini. È frutto delle segnalazioni proprio di cittadini che hanno visto che c'erano questi abbandoni vicino a cassonetti peraltro, e da lì è partita un'indagine e con anche sistemi di videosorveglianza siamo riusciti a individuare anche i soggetti che hanno abbandonato. Per tutti ora scatteranno le sanzioni. Nel caso delle utenze domestiche può arrivare una sanzione fino a 600 euro, nel caso delle utenze non domestiche, in questo caso si tratta di ristoratori, le sanzioni sono molto più alte, sono di alcune migliaia di euro. I 2 ristoratori avevano affidato incautamente i propri rifiuti ad un privato che proponeva un servizio di raccolta e smaltimento totalmente illegale. Per mesi l'uomo ha abbandonato l'immondizia in dogana, caricando sulla collettività i costi dello smaltimento. Oltre alla pesante sanzione che dovrà pagare, l'ecovandalo è stato denunciato ed ora dovrà rispondere dei reati ambientali commessi. Ecco, furbi pizzicati, in fuga invece i banditi che hanno fatto saltare il postamat di Mansuè stanotte. C'è stato un primo botto e io mi sono svegliata, ho capito subito che doveva esserci un'esplosione giù. L'esplosione, poco dopo le 4 del mattino, ha svegliato di soprassalto tutti i residenti del condominio di via Pordenone e fatto subito intuire che stava accadendo qualcosa di strano sotto casa. La potenza della deflagrazione, oltre a far esplodere lo sportello esterno del postamat, ha semidistrutto l'ufficio postale di Mansuè. I carabinieri, subito allertati dai condomini, sono intervenuti sul posto e ora indagano sull'episodio, anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Ad un primo conteggio il bottino dovrebbe ammontare a circa 25.000 euro. Il modus operandi è collaudato. I malviventi, anche in questo caso, hanno fatto saltare in aria, con la cosiddetta marmotta, un involucro contenente una carica di polvere pirica, mandando fuori uso sportello e ufficio postale per alcuni giorni. Poi non ha visto niente, però non si è affacciata. Ci siamo barricati in casa, avevamo paura, mio marito istintivamente voleva alzare la tapparella e io gliel'ho impedito perché ho detto chiaramente non sappiamo che cosa, chi c'è là fuori. Abbiamo chiamato subito i carabinieri. Subito dopo l'esplosione, i rapinatori, utilizzando una Fiat Uno come ariete, hanno sfondato la vetrata esterna, penetrando così all'interno. A colpire, stando alle telecamere di videosorveglianza, sarebbero state almeno 3 persone. È il secondo colpo ad un ufficio postale in 5 giorni. La notte tra venerdì e sabato scorsi era stato preso di mira il postamat di Onigo di Pederobba. Un colpo che aveva fruttato 40.000 euro. A Treviso invece 2 notti fa svaligiata la discoteca Havana in zona Fonderia, i ladri sono introdotti nel locale forzando una finestra. Una volta all'interno dell'edificio sono riusciti a mettere le mani su 4.500 euro in contanti, un computer e diversi strumenti musicali con i quali sono poi scappati. Un furto dell'ammontare molto ingente, dunque, sul quale ora indagano i carabinieri di Treviso, che stanno cercando di risalire agli autori del colpo anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Era tutta un'invenzione, invece, secondo gli inquirenti, quella aggressione violenta di agosto, un ragazzo con un coltello piantato in gola che aveva fatto molto scalpore in città. Da vittima di una feroce aggressione ha indagato. Per la Procura della Repubblica di Treviso sarebbe stato lo stesso 18enne trovato riverso a terra ai giardinetti di Fra Giocondo a inizio agosto a conficcarsi un coltello da cucina nel collo, non ledendo solo per qualche centimetro parti vitali. Il ragazzo, studente all'Istituto Turazza, si sarebbe inventato tutto, tanto che il sostituto procuratore Davide Romanelli lo ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di simulazione di reato. Nei giorni scorsi, di fronte al magistrato che gli ha chiesto conto dell'accaduto, il 18enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quando a notte fonda era stato trovato da alcuni passanti, aveva raccontato alla polizia di essere stato aggredito da 3 giovani, 2 italiani e uno straniero, ma le indagini della squadra mobile non hanno trovato alcun riscontro alla versione dello studente, che si era fortunatamente ripreso poi in poche settimane. Ora la svolta: nessuna aggressione, nessun agguato, probabilmente un gesto di autolesionismo che il ragazzo ha compiuto in un momento di malessere, forse per attirare l'attenzione della famiglia.
Restiamo in città, ma lasciamo la cronaca, parliamo di smog, della situazione dell'inquinamento in questi giorni, ma anche il primo bilancio del blocco antismog in città. Ad oggi abbiamo 176 controlli con 4 multati e questo vuol dire che stanno molto bene. È il primo bilancio dell'entrata in vigore dell'ordinanza antismog nel territorio di Treviso, operativa di fatto da un paio di settimane. I controlli, spiega l'assessore all'ambiente Manera, ci sono, come confermano i numeri. Fortunatamente l'inquinamento dell'aria non è ancora a livelli di emergenza. 32 ad oggi gli sforamenti delle PM10 da inizio anno, di poco sotto la soglia dei 35 consentita dall'Unione Europea, ma non durerà. Determinanti sono infatti le temperature miti, per non dire calde, di queste settimane. Sicuramente siamo in una situazione fortunata, i riscaldamenti non sono ancora accesi o accesi solo in parte. In questo modo non abbiamo avuto grandi situazioni di sforamento. Chiaramente ci aspettiamo, se andiamo in media rispetto agli ultimi anni, di ritornare alle condizioni standard in cui l'anno scorso ci saremmo trovati a 10 sforamenti a livello arancio rispetto all'ordinanza attuale. Non c'è dunque da essere ottimisti. A Treviso vige in questo momento lo stop ai motori a benzina Euro 0 ed Euro 1 e ai diesel Euro 3. Padova, dopo 4 giorni di livelli fuori norma, ha fatto scattare il secondo piano di divieti fermando i diesel Euro 4. Il provvedimento di Padova è in linea con quello che abbiamo fatto noi. Loro si sono trovati prima di noi, c'è da dire che Padova ha anche un'area industriale molto più vasta rispetto alla nostra, quindi hanno anche delle problematiche diverse, ma se ci trovassimo nella situazione analoga, diciamo che agiremo allo stesso modo. Allora parliamo del fondo per i risparmiatori truffati dalle banche. Il governo proprio oggi, con il sottosegretario Bitonci, dopo le polemiche sollevate da un articolo sull'Huffington Post, rassicura: il 1,5 miliardi annunciato ci sarà e verrà erogato. È confermato però che sarà spalmato in un triennio. 1,5 miliardi per i risparmiatori traditi dalle banche, e fin qui già lo sapevamo, ma è la tempistica quella che a molti non va giù. L'ufficialità è arrivata con la nota dei sottosegretari all'economia Massimo Bitonci e Alessio Villarosa. Il disegno di legge di bilancio, scritto tra gli interventi previsti, include l'istituzione di un apposito fondo per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle banche, e le risorse stanziate sul fondo ammontano a 525 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2019-2021, per un totale di 1,5 miliardi di euro. Insomma, il fondo verrà spalmato. Una nota, quella di Roma, nata in risposta alla polemica sollevata quando ci si è accorti che sul documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles lo stanziamento del fondo per il 2019 è pari a 0, tanto da aver scatenato l'attacco del PD, con la deputata ed ex presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani, che in una nota scrive: «Questa è una manovra che ha bruciato ogni voce di bilancio sull'altare dei totem di Di Maio e Salvini, alla faccia degli impegni precisi presi anche di fronte alle vittime delle crisi bancarie». In realtà, spiega Bitonci, le tabelle riportate nel documento di programmazione di bilancio indicano gli effetti delle previste erogazioni di cassa aggiuntive rispetto a quanto già incluso nei tendenziali di nota del DEF. Chi tra le associazioni dei risparmiatori ha lottato per questo fondo spiega così l'equivoco. Hanno dichiarato che faranno nel collegato della legge di bilancio e inseriranno il conto 3382, che sono i conti dormienti, che non sono a deficit, quindi non possono essere inseriti nel DEF, ed è una cosa a parte che non è a carico dei cittadini, non è a carico di nessuno, sono dei soldi che dormivano presso le banche che vanno dati ai risparmiatori traditi. Certo, resta il 1,5 miliardi spalmato in 3 anni. Chi vuole tutto e subito resterà deluso, dice Miatello, ma abbiamo comunque portato a casa un risultato che prima non c'era. Questi sono gli impegni che hanno preso Bitonci e Villarosa, e anche Di Maio e Salvini, che noi siamo fiduciosi. Intanto tra i provvedimenti in mano al governo spunta anche l'ipotesi di un reddito universale di 500 euro per i giovani. 500 euro al mese per i giovani diplomati o laureati tra i 18 e i 26 anni. Nella partita sul reddito di cittadinanza, di cui si stanno giocando le fasi cruciali, spunta anche l'ipotesi di un vero e proprio reddito universale per i giovani. Un assegno mensile di 500 euro della durata massima di 2 anni e non subordinato alla condizione economica del beneficiario. Così almeno si apprende dalle notizie che trapelano dalle riunioni di governo. Solo un'ipotesi dunque, una proposta da prendere come tale, ma destinata a far discutere. Secondo me è una buona opportunità, basta che non vadano sprecati, diciamo. Con quali criteri vengono dati questi 500 euro? A tutti a prescindere dai 18 ai 27?
Potrebbe essere una cosa positiva o negativa, dipende sempre dall'utilizzo che viene fatto, perché ad essere sinceri probabilmente nessuno li userebbe realmente per fini di studio. Diciamo che è bene se è strutturata bene la cosa, perché magari ci sono gente che se ne può approfittare. Mi sembra ognuno come tutti quanti bisogna lavorare, poi quello che penso mi... Io credo che sia una cosa giusta per incentivare comunque i giovani a, comunque nel momento in cui vanno a studiare, comunque a spendere dei soldini senza chiedere ai propri genitori, e comunque già il bonus che avevano dato precedentemente dei 500 euro per la cultura può essere una buona proposta. È abituati in massa bene, nel senso, una volta si andava anche presto a lavorare, adesso... Dato che i giovani hanno sempre, tra virgolette, le tasche bucate, gli studenti ancora di più per via dell'università che comunque costa, è una buona opportunità per tutti. Ma con tutti questi soldi poi la voglia di studiare rimane o se ne va? No, la voglia di studiare, se una persona è determinata a studiare rimane sicuramente. Penso che i giovani sappiano che si guadagna gli skate. Permettendo sempre il lavoro, insomma, chi trova il lavoro, però dargli i soldi così, regalarli, non sono tanto d'accordo. E poi c'è il taglio dei vitalizi ai senatori, ma questo lo vediamo dopo la pubblicità. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Dunque stiamo parlando adesso del taglio dei vitalizi ai senatori, che è passato appunto al Senato, una pioggia di ricorsi in arrivo, come ha già annunciato l'avvocato, uno dei legali degli ex parlamentari, Maurizio Paniz. Facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio. Sono 1320 i senatori in tutta Italia protagonisti del taglio ai vitalizi, approvato dalla maggioranza con astensione del Partito Democratico e Forza Italia. Di media hanno 77 anni, non molti quelli veneti, ancor meno quelli trevigiani. Nomi sepolti dalla storia, come Antonio Serena, leghista della prima ora, poi passato ad Alleanza Nazionale e poi al Gruppo Misto. Per la cronaca il suo vitalizio è di 8.455 euro al mese. Poi ci sono senatori dissolti da vicende vagliate dalla magistratura, come per l'ex senatore del Carroccio Pier Giorgio Stiffoni. Poi c'è chi è meno conosciuto come ex di Palazzo Madama, e tra questi spicca Luciano Benetton, certamente più popolare per i maglioni e ultimamente per i ponti che crollano. Un piccolo esercito che ora verrà falciato, dal 20 al 50% il taglio della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2019. Il vitalizio non era più moralmente accettabile e già nel 2007 in Parlamento avevamo cominciato a demolire quello che viene visto dai cittadini come un privilegio. In particolare poi nel 2012, quindi ben prima che arrivasse il vice premier Di Maio, eravamo passati completamente dal retributivo al contributivo per i parlamentari. Inevitabili reazioni alla decisione, con 700 ricorsi già pronti a partire, con il rischio di marcia indietro da parte dello Stato. Sarebbe stato più semplice trovare una soluzione come quella del contributo di solidarietà, cioè chiedere a questi ex parlamentari di versare un contributo, per esempio a sostegno delle pensioni dei giovani in futuro, piuttosto che intraprendere questa strada che rischia di essere molto complicata e magari di aprire dei fronti pericolosi per altre situazioni, per altre categorie di cittadini, penso ad esempio alle baby pensioni. Approvate nel 1973, che hanno permesso ai 40 e 50 anni di allora di stare a casa da oltre 40 anni con appena 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi. Infine dagli ex senatori resta comunque l'amaro sul piano politico. Ho trovato molto sgradevole che un vice premier come Luigi Di Maio oggi definisse parassiti gli ex parlamentari della Repubblica. Faccio un esempio del nostro territorio. I cittadini del Veneto considerano Tina Anselmi una parassita che ha vissuto a spese dei contribuenti dello Stato? Torniamo a parlare di agricoltura di Marche e nuove opportunità economiche. Nasce proprio nella Marche il primo consorzio del melograno in Veneto. Nasce a Treviso il primo consorzio in Veneto del melograno. A sottoscriverlo i primi produttori di questo frutto, fino a qualche anno fa dimenticato ed ora nuovamente ambito dalle grandi catene di trasformazione. I nostri produttori attualmente avevano la necessità di programmarsi per il futuro. Per l'anno prossimo sono già in produzione, la grande distribuzione sta attendendo un prodotto nazionale, c'era quindi la
necessità e l'esigenza di avere un disciplinare e un modo di presentarsi, magari anche con il nostro marchio, che fosse riconoscibile dai consumatori e soprattutto dal mondo della grande distribuzione. La firma ieri sera a Treviso per un gruppo di pionieri di questa coltivazione alternativa al prosecco. Ormai siamo già una trentina di ettari già piantumati e un'altra decina che sono in fase di piantumazione. È difficile coltivare il melograno. Come tutte le cose non è semplice, però non è impossibile. Lo consiglierebbe a qualche giovane produttore? Sì, lo consiglio per diversificare, per crearsi un futuro. Relativamente economico l'investimento per l'impianto, la cui resa, come in questo campo a San Gaetano, è stata festeggiata nei giorni scorsi. È il primo raccolto da appena 1 anno e mezzo dalla piantumazione delle piantine. Lei consiglierebbe di piantare melograni? Consiglio che è giusto che la gente prova esperienze nuove, secondo me c'è futuro, anche perché siamo in conversione biologica e oggi il biologico è visto molto bene dalla gente. Perché ha scelto di produrre melograno e non prosecco? Ho scelto di produrre il melograno perché mi sono stancata di mais, soia e orzo, di conseguenza cercavo una cultura che mi potesse dare più soddisfazione. In crescita la richiesta di prodotto sia per il consumo alimentare che per la cosmesi. Col melograno cosa si fa? Col melograno si può fare il succo al melograno come trasformato, noi facciamo anche la marmellata di melograno aggiunta con la mela in modo tale che si conservi e non serve aggiungere altro. Poi con la scorza, con l'altro materiale cosa si può fare? Prodotti di cosmesi? Sicuramente prodotti per la bellezza, per la cosmesi, abbiamo fatto delle spugne che vanno benissimo per lavarsi, per fare un peeling e per lasciare la pelle molto morbida. È tutto da Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Tuttavia, al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni degni di nota. Più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento con minime tra 13 e 16 gradi. Valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto al mattino, specie sulle aree costiere, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile, non sono attese piogge, via via più soleggiato col passare delle ore. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime molto miti, tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori meridionali della nostra regione, al mattino ma in genere senza fenomeni associati, maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della settimana. Temperature stazionarie ma molto miti, con minime tra 14 e 16 gradi, massime intorno ai 24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.